Tutto il Veneto mobilitato a fianco di Papa Francesco. Da Rovigo a Belluno in ogni città numerosi momenti organizzati per rispondere all'appello a una giornata di preghiera e digiuno affinché tutti i popoli levino in alto il grido della pace. In tutte le diocesi organizzati momenti di preghiera. A Vicenza, che si prepara alla festa di domenica, processione e veglia a Monteberico guidata dal vescovo Beniamino Pizziol. A Padova, veglia di preghiera e adorazione nel Tempio della Pace guidata dal vescovo Antonio Mattiazzo e numerosi vicariati. Veglia di preghiera anche al Duomo di San Lorenzo a Mestre, nel Duomo di Treviso. Iniziative senza confini. In preghiera nel pomeriggio si sono riuniti anche i detenuti nel carcere di Padova. Mobilitata contro la guerra anche la società civile. A Padova sit-in sul listone di Associazione per la Pace e Donne in Nero. La pace deve venire prima di tutto, prima di tutti gli interessi delle persone e delle potenze. La pace per noi, per i nostri figli soprattutto. La guerra in qualunque paese sia, che sia la Siria, che sia l'America o qualunque altro paese, non va bene. Meno spese militari, più spese per il sociale, più collaborazione e convivenza fra i popoli. Siamo globali, ma su cosa siamo globali? Iniziative suggestive in varie città del Veneto. Piazza dei Signori a Treviso è lasciata al buio per un'ora come molti palazzi comunali. Candele alle finestre delle case di Vedelago nel Trevigiano su invito dell'amministrazione cittadina che ha spento tutte le luci. La bandiera della pace sventola dall'alba in tutte le sedi della CGIL. Annullato da una nota compagnia di assicurazioni il banchetto previsto, 1000 gli invitati, con passi devoluti in beneficenza. Sbarcata anche al Lido di Venezia la giornata di mobilitazione con un flash mob davanti al Palazzo del Cinema.